Grazie Presidente, grazie anche a tutti i collaboratori del Presidente, gli assessori, i consiglieri regionali, i tanti parlamentari che sono presenti e i tanti sindaci e consiglieri dei comuni qui intorno. Questa è una tappa fondamentale per il nostro territorio. Parlo di tappa perché non è questo bacino, che ricordiamo sono 1 milione di metri quadri di terreno, oltre 4 milioni di metri cubi d'acqua potrà contenere questo bacino di laminazione, ma non è solo questo che darà la sicurezza e la tranquillità ai nostri territori. Proprio la settimana scorsa ero a una cena conviviale in un quartiere colpito dall'alluvione 2010 e alcune famiglie mi dicevano: sai, quando noi alla TV ci danno notizie che il tempo cambia e c'è la possibilità di un evento meteorologico particolare, andiamo in ansia e non riusciamo a dormire la notte. Quindi chi ha subito l'alluvione puntualmente la ricorda e puntualmente porta un disagio familiare. Quindi ecco, intervenire e realizzare queste opere portano soprattutto serenità alle nostre comunità, che è la cosa importante. Queste poi, ripeto, sono una tappa di un percorso più ampio, quindi di una serie di opere che vengono realizzate, ma anche di un percorso che sta portando avanti, e lo dirà meglio la Regione dopo, di rispetto ambientale e di programmazione del territorio, quindi una programmazione diversa rispetto al passato, una programmazione che vuole essere più attenta nel nostro territorio e più rispettosa, e quindi questo rispetto insieme a delle opere di sicurezza daranno delle garanzie a tutte le comunità. Ho detto che questo è comunque un progetto pilota, è un progetto pilota per come è stato costruito, sia dal sistema degli indennizzi e degli espropri, indennizzi che, concordati poi con le associazioni di raccolti diretti e dei coltivatori e con i proprietari, daranno la possibilità a loro di ritornare in possesso dei loro terreni che saranno anche più fertili rispetto a prima, proprio perché è stata mantenuta la parte superiore del terreno, che è stata riportata come era prima, ma poi è stata garantita anche un sistema di irrigazione che è stato portato all'interno di tutto il bacino di laminazione. Poi anche per la, e qui eccellenza, l'ottima rapporto e sinergia tra gli enti, perché Regione e Comune hanno dialogato e insieme hanno fatto un percorso importante proprio per la realizzazione di quest'opera. Dopodiché anche come è stata condotta la gara, perché questo progetto integrato ci ha assicurato, proprio per l'attenzione che è stata data anche da chi poi ha dovuto scegliere la ditta che poi affrontava questi lavori ed eseguiva questi lavori, è stato garantito un percorso che ci ha permesso proprio di rispettare le date, anzi di essere anche in anticipo, e la cosa che interessa ora è che per il prossimo autunno il bacino sarà completamente realizzato e completamente a disposizione per la tutela dell'ambiente. Ecco, noi come Comune abbiamo fatto la nostra parte, l'abbiamo fatta in maniera seria e direi importante. Perché innanzitutto abbiamo messo a disposizione un'area per spostare, grazie alla collaborazione con i proprietari di terreni signori canali, abbiamo spostato le loro abitazioni mettendo noi a disposizione un'area edificabile, non facendo pagare nemmeno gli oneri di urbanizzazione, quindi non abbiamo incassato nulla rispetto a questo. Abbiamo favorito i rapporti con la Coldiretti e con i proprietari, non tutti, perché una parte comunque sta portando avanti ancora un ricorso, ma la gran parte dei proprietari però ha aderito alla proposta fatta dalla Regione. Abbiamo dato un contributo di 9 milioni di euro che noi avevamo ricevuto dal Ministero dell'Ambiente e l'abbiamo girato alla Regione proprio per la realizzazione di quest'opera. Quindi un percorso che è stato fatto in perfetta sinergia, non dimenticando che poi sul territorio purtroppo abbiamo trovato situazioni difficili come quella del ritrovamento di rifiuti, e noi come responsabili del territorio l'abbiamo gestito in sinergia con la Regione, dando la massima velocità nella risoluzione del problema. Dopodiché, proprio per un problema che molti cittadini ci avevano sollevato sul discorso delle falde acquifere, interagendo con la Regione, abbiamo fatto fare anche uno studio all'Università di Padova proprio per dare la garanzia anche rispetto a questo tipo di problematica. Ecco, quindi io credo che la massima disponibilità da noi c'è stata e ci sarà ancora, ed è importante questo, che ci sia sinergia tra gli enti per dare risposte concrete e veloci ai cittadini. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto devo dire che oggi è un giorno davvero speciale. Se qualcuno me l'avesse detto nel 2010, devo dire che non ci avrei proprio creduto. Il padovano guarda a questa opera con una fortissima attenzione
ed è evidente il motivo per cui la guarda, perché di fatto noi, soprattutto i suoi sindaci che sono lungo l'asta del Bacchiglione, del Padovano, la guarda con forte attenzione, ovviamente ancora di più dopo il 2010. Io sono uno di quei sindaci, ma insieme a tantissimi che sono qui presenti, che saluto, che di fatto prova una grandissima emozione, perché chi ha vissuto quelle ore, quel momento, quel 30 ottobre, poi il 1 novembre, credo che probabilmente quei momenti non li dimenticherà mai, e pensare che man mano in quei giorni di quello che avveniva, i padovani, i veneti hanno vissuto, come sapete benissimo tutti, momenti di sofferenza, di difficoltà, ma soprattutto ogni ora che passava, credo di poter dire che gli amministratori, i cittadini, tutti noi, si fortificava sempre di più la consapevolezza di una fragilità di territorio incredibile. Oggi credo di poter dire che con quest'opera i padovani, i veneti tutti, possono cominciare a dire da qui possiamo ripartire. Ma io vorrei ringraziare tutte quelle persone che hanno lavorato per fare queste opere, dagli operai alla fatica, all'impegno, a tutti gli amministratori locali, a tutte le persone da strutture della giunta regionale, le amministrazioni, ma la giunta regionale, il genio civile e il presidente Zaia e la sua amministrazione, tutta la sua giunta del primo mandato, di questa, ma soprattutto lui ha creduto in quest'opera, ha creduto con grande forza, e devo dire che per noi questo è un punto di ripartenza. Ti regalo due cose, idealmente. Sai quando adesso si mandano gli SMS e bisogna essere molto sintetici, mangi la faccetta, due faccette che sorridono, e mi spiego perché due. Prima faccetta per ciò che è stato fatto, pur con i tempi legati a procedure sbagliate che deve essere il legislatore a cambiare, e che prima le cambia meglio è, perché quando ci sono di mezzo lavori così importanti per la vita della comunità e anche delle persone, occorrerebbero procedure spedite e speciali. Però pur con questi pesi, qui si sono rispettati i tempi di questa prima fase e so anche della seconda fase. Io con il collega sindaco di Caldogno, che siamo stati affratellati dall'alluvione del 2010, assieme ai sindaci poi padovani dell'Asta, ricordo una sera in cui siamo venuti qui a Caldogno perché c'erano tutti i proprietari che non erano granché d'accordo. Cioè, musi lunghi, altro che faccetta con il sorriso, però il dialogo, la disponibilità, la voglia alla fine di trovare un'intesa, e più o meno, anche se qualcuno ancora ha procedure aperte, l'intesa è stata trovata, anche con senso di grande responsabilità da parte, ad esempio, dell'associazione della Coldiretti di Vicenza. E abbiamo fatto quest'opera, avete fatto quest'opera, e poi avanti col bacino Diaz, perché anche quello è importante per la città, e poi accatosate per noi, perché quel muro che io ho chiamato il Vallo è stato effettivamente fatto recentemente. E poi ecco la seconda faccetta, una dichiarazione tua, Luca, quando hai detto un momento, e su queste opere della messa in sicurezza si andrà avanti, perché una sola opera come questa, per quanto importante, non è decisiva per la città e direi complessivamente per l'Asta. Potremmo trovarci ancora un'alluvione, malgrado quest'opera. A proposito, qua bisognerà essere bravissimi nella gestione, Luca, perché se uno prende paura presto e dà l'ok a riempire l'invaso
sbagliando, è come se poi l'invaso non l'avessimo più quando ce ne fosse veramente bisogno, quindi qua Genio Civile e compagnia dovranno essere molto bravi. Però sul Tesina c'è un progetto dell'associazione industriali che è lì, che aspetta in futuro. Sul Lorolo, a dire la verità, a Costa Bissara avete fissato 11 milioni di euro, quindi molto importante, perché è un controllo sull'altro ramo, perché Vicenza è idraulicamente molto complicata, molto complessa, e tutta con questi fiumi a carattere torrentizio che, se adesso sono 0,60, 0,50, se sei in emergenza dopo 3 ore è a 4 metri, 4 metri e mezzo, 5 metri. La Dioma a Monteviale, sempre sul Retrone, l'Astico a Breganze e Sandrigo, con alcuni ragionamenti aperti con i nostri colleghi, l'ampliamento di Montebello, cioè per la messa in sicurezza di questo territorio ci sono dei lavori da fare e sono convinto che la Regione non mollerà, perché, e chiudo, noi amministratori abbiamo una responsabilità. Quando succede una disgrazia bisogna fare l'impossibile perché quella disgrazia non si ripeta. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io mi sarei aspettato ci fossero un sacco di persone a Achille qui questa mattina, ma io penso che nel 2010 avremmo potuto riempire uno stadio di tutti i premi Nobel dell'idraulica che ci facevano lezioni, che ci dicevano come doveva andare il mondo, che non avremmo realizzato nulla e che hanno lasciato me, i presidenti di provincia e i sindaci ad arrangiarsi in mezzo al pantano. Dove sono? Dove sono finiti? Questa è un'opera da 41 milioni di euro, aprite bene le orecchie, sono soldi dei veneti, 3 milioni e 800 mila metri cubi di invaso, 106 ettari, 150 campi da calcio per capirci, 1,5 milioni di metri cubi di terreno movimentato, 13 milioni di euro di espropri e indennizi erogati, quindi ringrazio per primo ovviamente chi ha fatto il sacrificio maggiore, che sono i proprietari dei terreni. Non è stato facile, Siamo andati avanti mesi a discutere, quindi ringrazio loro, ringrazio Coldiretti e le associazioni di categoria. Ringrazio le 34 imprese che mediamente con una cinquantina di dipendenti al giorno hanno realizzato quest'opera. Io ho capito che siamo un popolo di commissari tecnici della nazionale, 60 milioni di esperti di calcio, ma la schedina il lunedì mattina sono tutti capaci a giocarsela. Noi in questi 5 anni abbiamo realizzato 714 opere a tutela del dissesto idrogeologico del Veneto, grandi e piccole opere. Se qualcuno volesse anche prendersi la briga ci chieda la lista, ve la diamo in maniera puntuale, per 866 milioni di euro. Siamo pronti, ascoltando appunto chi mi ha preceduto, siamo pronti a cantierare altri 933 milioni di euro, che sono quasi 1 miliardo di euro, di altre opere per andare a mettere in sicurezza il Veneto. Guardate, questa è una partita irrinunciabile, Cioè non è che il progetto del Veneto del futuro si basi su nastri d'asfalto. Noi quello che abbiamo in programmazione sull'asfalto lo confermiamo, ma la vera sfida è quella di mettere in sicurezza i nostri territori. Non è un caso che si inizi da Caldogno. Caldogno ha avuto la perdita di una vita umana, è bene che lo ricordiamo, nell'alluvione del 2010, Caldogno dal suo tributo. Io ho avuto modo di incontrare anche i familiari fra l'altro di quel signore, morto con l'alluvione di Caldogno, e quindi io voglio che quest'opera sia soprattutto dedicata a lui, che ha perso in quelle condizioni tragiche la vita. Non è stato facile trovarsi nel 2010, io ero presidente da pochi mesi, un sacco di gente che la sapeva, non che mi spiegava tutto. Mi sono trovato la sera alla mattina, Achille, te ricorda, anche Eno, che eravamo tutti, c'era il sindaco, c'eravamo tutti,
235 comuni alluvionati su 581, allora i comuni del Veneto erano 581 e non 579, anzi sono 576, perché da ieri ce ne sono due che si sono fusi, non 576 come oggi. 1040 famiglie e imprese con l'acqua in casa o in azienda. Questo è stato lo scenario. Ovviamente un popolo di ben pensanti che se avesse sprecato, non avesse sprecato le energie, se avesse dato una mano, molto probabilmente avremmo più opere e avremmo fatto più veloci, però siamo qui. Siamo qui con Caldogno, siamo qui a confermare l'ampliamento di Montebello, siamo qui a confermare Viale Diaz, citata prima dal Presidente Variati, e quindi altra opera a tutela di Vicenza. Siamo qui a confermare la Colomberetta a Monteforte del Pione, siamo qui a confermare il Museo dei Sassi, siamo qui a confermare Pradigai e poi tutte le altre opere che arriveranno. Noi le sfide le abbiamo colte. Io ho ereditato una regione nella quale da 80 anni non si facevano più grandi opere a tutela del dissesto idrogeologico. L'ultima opera è stata il bacino di Montebello. Quindi inauguro veramente con piacere quest'opera. Siate orgogliosi, lo dico a tutti i cittadini, andate a casa orgogliosi, ditelo, si vede un Veneto che cresce. Finiamola sempre con questa lamentopoli, no? Cioè qua noi facciamo le opere, ringraziamo chi ha lavorato, perché qua non è stato facile lavorare, una bella opera, un'opera che comunque darà tranquillità, ha ragione il Presidente, perché arriviamo al limite per aprire. Quindi evitate di darsi consigli, evitate. Perché non so neanche io quando deve essere aperta, questi sono dei tecnici, si assumono le responsabilità, sì, che non si trasformi, che l'apertura di queste paratie qua diventi ogni volta la discussione sui giornali, perché veramente mi incazzo di tutto sto giro. Ecco, boh. Detto questo, noi abbiamo la certezza che con 2 miliardi e 700 milioni mettiamo in sicurezza il Veneto. Spesso i giornalisti, ce lo chiederanno anche oggi, si chiedono ma il Veneto è più sicuro? Io dico che se piovesse come allora, con lo scirocco di allora, nelle stesse zone, con le stesse modalità, queste zone, quelle colpite, sono sicuramente più sicure di prima, basta la questa opera. Però attenzione che il Veneto ha 576 comuni, ha dei bacini idrografici nei quali l'esplorazione per la messa in sicurezza è un'esplorazione ancora abbastanza timida, penso al Piave ad esempio, che ha avuto una grande esondazione nel 66, e penso a tutta una serie di lavori che ancora dobbiamo fare. Allora, noi siamo sul pezzo, vogliamo lavorare, ci servono ancora risorse, perché ripeto abbiamo 1 miliardo pronto, 933 milioni di euro pronti per ancora opere, grandi opere idrauliche, quindi basta che ci diano i soldi e noi andiamo in cantiere. 2, la burocrazia. Allora oggi qua bisogna ripiangere tutti, cioè 5 anni a fare un'opera che un privato siamo un po' che escavatori e via, cioè, non è che è un bel segnale dopo 5 anni. Siamo stati veloci perché siamo stati velocissimi rispetto alla burocrazia, ma non si può continuare così. Quando c'è la salute e la vita dei cittadini bisogna andare giù a pancia a terra, come dico io, a fare le opere. Ci vuole una legge speciale, diciamolo fino in fondo, ci vuole una legge speciale, date poteri commissariali veri a chi si occupa di queste infrastrutture, non serve che date Presidente della Regione, possiamo decidere che lo fa chiunque, basta che sia un operativo, cioè ci vuole decidere di fare i commissariamenti, perché la messa in sicurezza è fondamentale. Vi ricordo che mediamente ogni anno in Italia abbiamo quasi 3 miliardi di euro di danni da eventi catastrofali. Se noi quei 3 miliardi dedicassimo anche a dar vita a un fondo, innanzitutto multirisc per assicurare i cittadini e anche quota parte alle opere infrastrutturali, avremo veramente un paese diverso, cioè un Veneto diverso. Il nostro Veneto è chiuso, ricordo a chi non se lo ricordasse che nel 2010 noi abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali. Cosa significa? Che spesso l'acqua non ha sormontato l'argine, ma l'argine è imploso. Qui abbiamo anche un caso di un argine che ha traslato sul piano campagna. Questo dimostra che il tema delle manutenzioni è cruciale, perché il paesaggio veneto, quello degli argini, vuol dire che noi abbiamo dei fiumi pensili, cioè corrono al di sopra del piano della campagna, quindi servono gli argini per tenere e convogliare l'acqua verso il mare. È fondamentale che noi mettiamo in sicurezza tutto questo territorio. Ringrazio infine, ma l'ho fatto all'inizio, ma voglio ancora ringraziare tutti quelli che hanno lavorato.
Ho ringraziato gli espropriati all'inizio, li ringrazio ancora, per quelli che hanno lavorato, caldo, freddo. Qua mediamente avevamo una quarantina di camion al giorno, una ventina di bulldozer, una cinquantina di dipendenti mediamente, fatevi dare una scheda, cioè qui si è lavorato, siamo stati anche dei buoni committenti perché le ditte sono tutte venete e a me piace che questa filosofia i nostri cantieri ci vadano le ditte venete, ci sarà una polemica per quello che dico, ma io sono convinto che a parità di condizioni tifo sempre perché vinco il Veneto nelle gare, lo posso dire. E così accade nella pedemontana, così vedo che sta accadendo nei nostri cantieri e penso che anche questo sia un bel segnale, è un'opera della quale i veneti devono essere orgogliosi. Grazie e buona giornata a tutti.